in onda la rassegna stampa. Non c'è niente da ridere, non c'è la Befana comunque fa sempre un po' paura. È una strega la Befana. Non sai che questo non l'ho mai capito. È una strega, Francesca, è una strega la Befana, è una strega, una strega. Qui devo dire è una strega ancora più cattiva, perché dice al bambino: siccome quest'anno sei stato cattivo, ti ho portato la tessera del PD. E il bambino che piange: no, perché la Befana? Senti il sottofondo, nuova base. Cioè, a Francesco, qua stiamo esagerando veramente. Ma che raffinatezza! Ma dove hai imparato a suonare così bene? Cavolo, si porta la chitarrina la mattina con 5 gradi sotto zero su Milano, però almeno non abbiamo la neve, cari amici. Da Firenze in giù le cose non vanno benissimo, ma tranquilli, almeno avete un minimo di atmosfera, e la Befana sicuramente vi ha portato qualcosa che a noi non ha portato, la tessera del PD anche quest'anno. No, scherzi a parte, ha portato anche tanti soldi e ho visto la Lotteria Italia verso Roma. Se non vediamo più Francesco vuol dire che ha deciso di ritirarsi, no? Buongiorno, buon anno. Sì, no, chi non avesse la radiovisione, la Befana non ha la faccia della Slane, assolutamente no, in questa vignetta che mi ha mandato Alessio, assolutamente no. No, che qualcuno magari gli vengono i dubbi, dici, ma la Befana, la Slane, non c'entra assolutamente nulla. Arriveremo anche a questa notizia. Intanto, certo, buon anno a chi ha riacceso Radio Libertà dopo qualche settimana di pausa. Non so se lo sapete, ma è ora di ritornare al lavoro. È mercoledì, però, e questa è già una buona notizia. 7 gennaio 2026. Il buongiorno si sente dal Varin e si sente dalla nostra rassegna stampa, chiamasi così, anche se in realtà è una bella chiacchierata che facciamo insieme. Grazie ai vostri WhatsApp che possono già arrivare adesso al 340 6709 659 a commento proprio delle notizie, anche quelle della notte, e l'unica della notte è quella della Lotteria Italia, i 300 biglietti vincenti, come verificare se avete vinto, su tutti i siti ci sono gli elenchi. Il primo premio da 5 milioni di euro venduto a Roma. Ma è andata molto bene anche in Sardegna. Aspetta che vado a vedere su Repubblica, forse eccolo qua. Dal Cannonau alla Befana, Jerzu, borgo vinicolo di 3.000 abitanti, si prende 1,5 milioni di euro. Jerzu, Sardegna. E ci sono anche passato e c'ho qualche amico e quindi spero bene che arrivi qualche bottiglia di vino che io regalerò naturalmente allo staff di Radio Libertà, visto che ultimamente sono no alcol, sì, che ci crediate o no. Base nuova, dicevo, in sottofondo c'è uno che suona la chitarra e si chiama Roberto Salis. Ci è venuto a trovare qualche settimana fa, lui suona la sera all'Ullapalooza di Milano in Corso Como, e se siete in giro è un bel localino, poi è aperto fino alle 5 del mattino, quindi praticamente si esce di lì e si viene a fare la rassegna stampa di qui. E grazie Roberto Salis per questo sottofondo particolarmente esilarante che ci tiene compagnia mentre io mi prodigo a leggervi le principali notizie, e non so come al solito da dove partire. Un anno nuovo, siamo sempre uguali. Partiamo con una bella notizia? Ci state? Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea anticipa i fondi per l'agricoltura, signori, ma bellissimo! Ma perché? Come mai? Ma perché? Praticamente abbiamo avuto ragione noi, i nostri agricoltori avranno più soldi, perché strada aperta per il sì al Mercosur.
Più fondi UE all'agricoltura come chiesto da Italia e Francia e strada spianata per il via libera all'accordo con il Mercosur, rinviato a dicembre. La Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha proposto un rafforzamento del sostegno all'agricoltura nel prossimo bilancio pluriennale con una dotazione di 294 miliardi, di cui 45 miliardi subito utilizzabili per sostenere gli agricoltori italiani. Meloni soddisfatta, accolte le nostre richieste. La firma dell'intesa con il Mercosur potrebbe avvenire a giorni. C'è l'analisi di Stefano Manzocchi sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Sud America, mercato cruciale per dare nuovi sbocchi all'export. Quindi saranno molto felici quelli che possono esportare nel Sud America. È roba di lusso normalmente, vestiari e abbigliamento vario, eccetera. Un po' meno noi che ci ritroveremo nel piatto schifezze mai arrivate prima, perché finora c'erano controlli pazzeschi in Europa su una certa qualità. Pazzeschi ve lo metto tra parentesi, anzi mettiamolo tra virgolette perché non ne sono così tanto sicuro. Fatto sta che ciò che ci arriverà dai paesi del Sud America dicono che sarà assolutamente controllato, è 100%. Posso non crederci perché lì possono utilizzare i fertilizzanti, gli insetticidi, le porcherie più pazzesche per far diventare grosso un pollo, e quel pollo costerà pochissimo nel nostro piatto. Andiamo sul Manifesto, signore e signori. Il vostro quotidiano preferito costa soltanto €1,50, signori. E oggi è potentissimo perché titola "C'è del marcio". E il marcio praticamente è tutto l'establishment europeo. Sì, c'è dentro anche la Meloni, la von der Leyen, sono tutti felici, si abbracciano. Perché? Perché hanno preso delle decisioni nell'ultima riunione della coalizione dei volentierosi all'Eliseo a Parigi. Cosa si è deciso? In Venezuela non è successo niente e anche per le pretese americane sulla Groenlandia si può trovare una soluzione. Per i volentierosi europei, Meloni in testa, la priorità è non irritare Trump sul dossier Ucraina. Nessuno stop alle mire USA, si arrangi la Danimarca. Questo è il titolo del quotidiano Il Manifesto. Capite bene, è l'irriverenza massima scrivendo il titolone "C'è del marcio" e facendo vedere praticamente tutti i componenti importanti dell'Unione Europea e anche chi non c'entra un cacchio come Zelensky, ma è sempre ovunque qui. Mi dite che ne pensate? Già da adesso vi do un buongiorno, me lo date anche voi, un bacino sul nasino, congelato certamente, perché ci sono quelli che stanno aspettando in macchina che si sgeli tutto quanto ascoltando Radio Libertà in DAB. 340 6709 659 per dire il buongiorno a Sammy Varin e a Radio Libertà, anche a tutti coloro che naturalmente non hanno nessuna intenzione di uscire di casa al freddo e al gelo, ma se ne stanno rintanati sotto le coperte ascoltando Radio Libertà, magari con la radiolina appena ricevuta per Natale. Io approfitterei adesso degli sconti, sì, non sempre ci sono con l'elettronica, ma qualcosina. Cercate, entrate in un Media World e chiedete: buongiorno, vorrei una radio DAB che abbia la banda DAB. Normalmente li hanno tutte, però non si sa mai, magari vi rifilano qualche fondo di magazzino. Chiedete espressamente una radiolina con la banda DAB, per favore. Costa dai €20 in su praticamente. Ve la fate accendere, estraete l'antenna e poi cercate, dopo che abbia fatto
la ricerca automatica Radio Libertà. Scoprirete l'audio eccezionale con cui potete ascoltare il vocione di Sammy Varinone, ma soprattutto il fatto che Radio Libertà nella banda DAB si ascolta in tutta Italia senza utilizzare i famosi gigabyte, senza accendere internet, perché la banda DAB è una banda di onde picciu picciu elettromagnetiche. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, poi vi spiego il perché. Intanto in sottofondo c'è sempre la nuova base di Roberto Salis da Lollapalooza di Milano in Corso Como. Mi piace questa musichettina, poi ditemi anche la vostra, soprattutto se la percepite, perché so che c'è un audio differente, chi ci ascolta in DAB, chi ci ascolta in internet. Se la sentite troppo bassa, me lo scrivete al 340 6709 659, anzi facciamo la prova, Francesco, proviamo ad alzarla un pelino, vediamo se magari... Perfetto, grazie. Vediamo se vi dà anche più sprint, perché signori, questa rassegna serve per farvi alzare dal letto, per alzare il culo, iniziare a far colazione e magari avere voglia di acquistare un quotidiano. Perché no? Proprio il quotidiano Il Giornale, che oggi apre con Kiev, intesa sulla sicurezza. Meloni, no a truppe italiane, signori, questa è la notizia. No a truppe italiane. Non manderemo le truppe italiane a controllare che non scoppi di nuovo la guerra tra Russia e Ucraina. Ma quindi uno dice, ma quindi vuol dire che adesso hanno finito? C'è la pace, c'è una tregua. Questo non l'ha detto nessuno, però ci stiamo già pensando, dici non si sa mai, magari tra 2 o 3 anni, come con la ricostruzione, ragazzi, noi siamo già lì a ricostruire praticamente, mettiamo un mattone e poi arriva il drone e ce lo fa fuori il mattone, come il leone del Ponte dei Leoni di Monza. Avete sentito questa cosa? Allora, io non abito più a Monza purtroppo da tanti anni, a 30 anni me ne sono andato a vivere in Brianza e poi sì, ho girato per Cassano Magnago, chiaro, sacro posto, la Betlemme della Lega, e lo desideravo da sempre abitare a Cassano Magnago, però hanno fatto fuori un leone del Ponte dei Leoni a Monza. L'avete sentita sta cosa? Gli hanno fatto scoppiare un petardone sul nasone e si è sfigurato il Ponte dei Leoni di Monza. Non vuol dire un cazzo per voi? Francesco non reagisce proprio, dice Ponte dei Leoni. È come se a Roma, che ne so, dimmi un monumento romano a cui sei particolarmente legato, magari sconosciuto, Castel Sant'Angelo, sconosciuto. Castel Sant'Angelo, che cosa potrebbero fare a Castel Sant'Angelo in Maranza? Dai, uno scherzone che possiamo suggerirgli di fare, dai. Farlo a forma di barca. Ecco, ad esempio. E questa è una roba che insomma ti darebbe fastidio, ti sentiresti un po' violentato, Nessuno avrebbe un coraggio del genere di violentarti, però in quel caso ti sentiresti come se ti avessero infilato. Vabbè, lasciamo stare, ne parliamo un'altra volta. Però ragazzi, sta roba che hanno rotto il Ponte dei Leoni, cioè hanno rotto il leone del ponte, uno dei leoni del Ponte dei Leoni di Monza, mi ha fatto male, perché nel mio infinito razzismo so benissimo che è stato un figlio del barcone. Lo so. Non chiedetemi perché, ma lo so. Per cui andiamo avanti, signori. Questi sono argomenti che vi sto mettendo sul vostro tavolo della colazione. Al 340 6709 659 tocca a voi farmi sapere qualcosa. Ditemi sì, ci sono. Ditemi sì, ti sto ascoltando. Ditemi ci sono passato anch'io dal Ponte dei Leoni a Monza. E quei leoni rappresentano tutti noi, rappresentano la nostra voglia di proseguire, di continuare, di cominciare un nuovo anno. E Monza è ennesima città amministrata da troppo tempo dal PD. Che cosa dirà di questo?
Torniamo sul giornale, abbiamo detto no a truppe italiane, signori, no a truppe italiane per la sicurezza di Kiev, e questa è già una notizia, anche perché tutti ci domandiamo, ma allora dove le mandiamo le truppe? L'esercito che Crosetto con l'elmetto vuole portare avanti, dove lo ficcheremo? Ve lo dico tra poco. Intanto l'Europa davanti al bivio Groenlandia, altro argomento che affronta sul quotidiano Il Giornale Augusto Minzolini, e poi Gianmaria De Francesco si occupa della politica agricola comune, PAC, sai la PAC sulle spalle che ti dà, che sei tutto contento, ma ha dato una PAC sulle spalle, sì, e poi lasciamo stare. No, oggi sono particolarmente volgare, perdonatemi, cosa è successo? Cosa mi hanno messo nel caffè? Vittoria del governo. 45 miliardi sul tavolo per la PAC, che è appunto questa politica agricola comune che però riserva la sorpresa del Mercosur. Lo vediamo tra poco. In centropagina sul quotidiano Il Giornale c'è il dossier di Mr. Report, 10 milioni di file sui VIP. Lo sapete, i più dossierati siamo noi della Lega, da sempre, quelli che ce l'hanno più duro politicamente, e gli altri invidiosi ci guardano e dicono ecco l'archivio di Bellavia, che parte da Craxi e arriva ad oggi. Il caso in Parlamento, intervenga Nordio. Ci sono 2 paginoni sul giornale, che è stato il primo che ha avviato questa inchiesta, e chiaramente è roba che riguarda soprattutto la Lega. Viaggio in città, dove? A Bologna, signori, questa volta a Bologna. Ci si dimentica troppe volte di Bologna, e stavolta c'è un buon motivo in più, perché succedono delle robe schifose, l'omicidio del capotreno. Bologna, gli affari rossi sui poveri. Francesco Boezzi e Giulia Sorrentino fanno una bella passeggiata per Bologna e scoprono tante ONG che prendono tanti soldi per aiutare ogni tipo di migrante. Intanto è stata fermata la fuga del killer croato. Lo abbiamo appreso ieri sera e tra poco ne parliamo. Sul quotidiano Il Giornale di quest'oggi, che forse è uno di quelli più potenti da acquistare, veramente ve lo consiglio, perché è pieno di emozioni che vi fanno arrabbiare, chiaro, perché questa rassegna serve anche per farvi arrabbiare, escludendo, non a priori, ma non insistendo con gli argomenti di cui sono certo i miei colleghi giornalisti, professionisti of course, vi riempiranno la testa sugli altri canali, quelli importanti. Ma se avete scelto Radio Libertà, piacere, siamo noi, c'è un motivo, perché cercate libertà da queste notizie. E allora vi posso dire che oggi sul quotidiano Il Giornale si intervista Molteni, che è il vice che si occupa di sicurezza e che dice una frase che mi piace molto: ora aumentiamo i militari in strada. Scusate, c'è qualcuno in linea? Crosetto, mi dici di chiamare più tardi, che adesso sono impegnato. Crosetto aveva qualcosa da dire su questa frase di Molteni? Non capisco. Vado avanti, signori. La rete Propali, 5 Stelle in piazza per Annon. Anche qui continua la solidarietà del partito guidato da Giuseppe Conte agli uomini ritenuti vicini ad Hamas. Al corteo del 10 gennaio, manca poco, chissà che freddo che farà, speriamo non nevichi, per protestare contro la carcerazione di Anun ha aderito anche il 5 Stelle di Sesto San Giovanni. Se c'è il Movimento 5 Stelle di Sesto San Giovanni. Tommaso Cerno si occupa anche di Conte nel suo controcorrente, l'arrocco di Conte. Altro che difesa di Report, la vera mossa è politica, e sulla scacchiera della nuova sinistra è una variante destinata a cambiare gli equilibri del campo largo, la variante di Annun.
E qua mi fermo, ma chiaro, non posso leggervi tutto il quotidiano giornale, ve lo dovete comprare. Marta Bravi, ad esempio, ritorna su Cras Montana, la premier mi guarda in visita ai ragazzi o a quello che resta di loro, perché non voglio pensare come siano rovinati, bruciati e quanto possano soffrire. Veramente, pensiamo un po' tutti che siano anche i nostri ragazzi. Non so se succede anche a voi questa cosa, è una sensazione brutta. D'altronde potevamo veramente essere tutti noi in quel locale. Tu dici col cavolo, io non ci sarei mai entrato in quel locale. No, invece è così. 7:50, signori, devo dare il buongiorno a chi mi sta scrivendo e mi fa sempre piacere, perché quando mi scrivete vuol dire che mi sentite e allora auguro anche buongiorno a Mattia, a Luca, a Franco, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando anche per la prima volta, e questo mi fa piacere. 3406709 659 è il numero, solo WhatsApp, chiaramente non mandate SMS, se no poi c'è il tizio lì di Report che ce li pubblica, insomma sono cose private a volte. 3406709 659 per dire la vostra sulle notizie del giorno o su quelle che magari non sentite e dite come mai non ne parla nessun quotidiano. C'è anche questa domanda che tira molto: perché alcuni quotidiani non ne parlano? E magari su qualche domanda ce la facciamo, qualche domanda? Sì, tra poco ve la faccio, vi leggerò la prima pagina del Tempo, che è una domanda pazzesca, ma non ve la faccio subito. Prima sento il desiderio, il bisogno, la voglia di farvi ascoltare qualche altra prima pagina da incorniciare. E allora dove andiamo? Beh, dai, sul Secolo d'Italia, ragazzi, che ci dà un po' di speranza, scritto con la S minuscola, scrivendo 10 miliardi e lode. L'Unione Europea accoglie le richieste del governo. Oh, è una buona notizia. In arrivo altre risorse per l'agricoltura italiana. Una bella PAC sulle spalle a tutti voi, signori. Siete contenti? Mi fate il sorrisino, non mi fanno sì, non c'hanno voglia di ridere. Oggi, cosa, Francesco, che dobbiamo fare? Nel giorno dell'Epifania, scrive Luisa Perri nel suo editoriale, siamo sul quotidiano Secolo d'Italia, arrivano ottime notizie per l'agricoltura italiana. La Commissione Europea ha deciso di modificare, come richiesto dall'Italia, la proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili già dal 2028. Ah, mica da subito, 28, 26, 27, 28. Ah, beh, 3 anni. Ulteriori 45 miliardi di euro per la politica agricola comune. Cioè, è una cosa stupenda e fantastica. Ma perché ci danno tutti questi soldi? Non ve lo dirò mai, assolutamente, non ve lo dico, me ne vado via subito. Però per dirvi, capito, le sensazioni sono così belle oggi, leggendo la rassegna stampa, che io vorrei non finisse mai, vorrei che andasse avanti anche nel pomeriggio, questa sera, questa notte, soprattutto facendovi questa domanda. E vi giuro, cascasse il mondo, alle 9 avremo qua il sottosegretario Alessandro Morelli e io questa domanda gliela farò. Sul Tempo, via le belve dall'Italia. E la domanda è: perché era ancora qui? Guarda che è una domandina che ci stiamo facendo da troppo tempo su troppe persone che compiono reati quasi sempre molto gravi e non dovevano essere nel nostro paese. Perché era ancora qui? Perché era a piede libero? A precedenti per armi da taglio, il croato accusato dell'omicidio del capotreno catturato in serata nel Bresciano. Decenni di retorica pro-immigrazione che oggi producono morti. È il paese che adora Caino e diffida
di Abele. Questo è il titolo veramente che ognuno di noi ha scritto oggi sul quotidiano Il Tempo. Subito sotto, anzi di spalla prima, c'è l'editoriale di Daniele Capezzone. Né fatalità né tantomeno percezione. Mi viene da grattarmi sempre ogni volta che sento questo termine che in troppi ancora dicono. No, la tragica morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne che l'altra sera è stato letteralmente sventrato a coltellate nei pressi della stazione di Bologna, non è una fatalità, così come non è stata una coincidenza sfortunata l'uccisione di Aurora Livoli, da parte di un clandestino peruviano pluricondannato che avrebbe dovuto essere espulso almeno 2 volte dal nostro paese. Si tratta al contrario della conseguenza logica, direi matematica, di un sistema che premia i soggetti pericolosi, li coccola, li protegge, negando ideologicamente la loro stessa pericolosità, anzi trattando come percezione, migrato, il senso di rischio che i cittadini sentono giustamente sulla loro pelle. Ecco il paradosso. Siamo nel paese in cui spesso si abusa della custodia cautelare e questo è certamente un male in tantissimi casi in cui il sospettato di un reato presunto innocente non è affatto un soggetto pericoloso. Eppure i famosi 3 concetti alla base di una misura cautelare, rischio di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove, vengono talvolta dilatati e interpretati in modo largo per giustificare incarcerazioni evitabilissime. E invece, nel caso di un soggetto violento e pericoloso come Jelenic Marini, il presunto assassino di Bologna, un 36enne croato carico di precedenti, qualcuno deve aver ritenuto che non ci fossero rischi. Per carità, non dubitiamo del fatto che possono esistere acrobazie giuridiche per giustificare l'ingiustificabile, ma poi le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Delle due l'una: o questi soggetti con precedenti devono stare in carcere o nei centri di detenzione, oppure, meglio ancora, devono essere impacchettati ed espulsi. Il governo sta agendo per facilitare la seconda opzione, grazie alle recenti positive intese europee sui paesi sicuri. Un'ottima strada imboccata da Giorgia Meloni e dal ministro Piantedosi. Abbiamo il diritto di sapere se sinistra e spezzoni di magistratura stiano invece lavorando per ostruire entrambi i percorsi. Interessante meditazione di Daniele Capezzone quest'oggi in prima pagina sul quotidiano Il Tempo. Non la nomina, ma sotto sotto c'è una parolina che in questo nuovo anno 2026 tutti quanti dovete imparare se ascolterete Radio Libertà. Quella parola è remigrazione. Ripetete con me: remigrazione. È un po' come l'autonomia, l'abbiamo insegnata al generale Vannacci questa parola, ora tutti voi dovete imparare il nuovo termine. Ce ne liberiamo di questa gente quando compiono reati nel nostro paese. Sì, remigrazione. Ve la ripeterò ancora, state tranquilli. Intanto, certo, il quotidiano Il Tempo, vi dicevo, ricchissimo, soprattutto perché ci fa notare che c'è qualcosa che continua a non funzionare sul fronte sicurezza nel nostro paese ed effettivamente abbiamo altro a cui pensare. Se ne è parlato poco in questi primi giorni dell'anno anche del Taarrush Gamea. Non è successo niente in centro a Milano, merito certamente della polizia, dei controlli, ma soprattutto del fatto che in Piazza Duomo praticamente non c'era nessuno, non l'hanno fatta neanche vedere perché non c'era nulla da far vedere. Sono potuti entrare in poche migliaia, erano tutti tra di loro, tutti figli del barcone, tutti Maranza,
E tra Maranza ci si ama. Quelli che non sono andati a rompere il Ponte dei Leoni a Monza erano in Piazza Duomo e sai, con tutte quelle telecamere, più che fare ciao ciao alla telecamera e ballare Allah Allah ya baba Allah Allah, cosa potevano fare? Si toccavano il culo l'un l'altro, non possono essere neanche gay, Maranza. Mazza quanto sei cattivo, Sammy Varin. Simone, chiudimi, Francesco, spezzami questo microfono. Dove sono? Dove sono i registi? Mi lasciano dire e fare ciò che voglio. Ci fermiamo. C'è la pausa musicale. Per fortuna arriva il guardiano del faro, che oggi veramente è il guardiano del Sammy, con un pezzo dolcissimo intitolato Per te soltanto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
bella questa atmosfera. Ma no, è il nostro regista Francesco che c'ha fretta, non lo so. Dove devi andare? Qualche appuntamento galante? Vai fuori, c'è il ghiaccio. Salutiamo gli amici che sono in auto a ghiacciar, in attesa che si sbrini tutto quanto. Oggi qui al nord almeno 4 gradi sotto zero, ma lo so, voi da Firenze in giù siete un po' più sfortunati. Si fa per dire, nel senso che avere un po' di neve che fa atmosfera, come sempre in ritardo minimo, e doveva arrivare un po' prima per regalarci l'atmosfera natalizia, ma tant'è, signori, buongiorno. C'è Sammy Varini in diretta e questa è la mia nuova base strumentale. Roberto Salis, chitarrista che ci è venuto a trovare qualche settimana fa in studio e ci ha regalato questa base. Poi se lo volete sentire dal vivo andate a Milano in Corso Como a Lollapalooza e lì suona ogni notte. Il buongiorno rinnovato e il buon anno nuovo da Sammy Varin che vi tiene, anzi vi intrattiene con quello che rimane della rassegna stampa storica di Giulio Cainarca, passato a miglior vita in senso buono, nel senso che non si sveglia più alle 5 del mattino, ma vi tiene compagnia dopo le 10 con una speciale trasmissione di approfondimento seguitissima che potete poi riascoltare, lo sapete, la sera dopo le 21 ci sono le repliche o ancora meglio sul sito di Radio Libertà cliccando podcast. A proposito, devo ringraziare i tantissimi che hanno approfittato delle feste di Natale per darci una mano, anche mandando i saluti a tutti noi della redazione. Grazie a chi ha utilizzato il conto corrente postale 37671294, andando in posta e regalandoci quei famosi 5 euro, ci basta, ho fatto il segno fascista, 5 euro, perché noi viviamo anche con poco, consumiamo poco e quasi sempre non sporchiamo. Chiaro che se al posto di 5 sono 50 e in alcuni casi sono arrivati anche 50, vi ringrazieremo a vita. Anche attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando in basso a destra Dona Ora, potete aiutare la nostra redazione sollazzandoci con una piccola donazione e un contributo volontario che naturalmente terremo per sempre a mente. Il manzo argentino, cosa c'entra il manzo argentino? Mi dicono è un'eccellenza, cresce nelle praterie, non in allevamenti intensivi come in Italia dove non mangiano solo erba, quindi viva il Mercosur, viva il Mercosur. Speriamo che nelle praterie naturalmente non diano anche schifezze da mangiare al manzo argentino. Ve l'ho detto, tra poco arriveranno tutti qua, costeranno molto poco i manzi argentini e del resto dei paesi del Sud America e probabilmente avremo dei motivi per comprare quei prodotti anziché quelli dei nostri contadini, che però avranno tanti soldi perché quello che hanno chiesto l'Europa gli darà. Giorno carissimi, non si sente la musica del Salis, pompa un po' di più, Francesco, pompami il Salis, dai. Ecco qua, se non lo sentite adesso siete sordi proprio, no? Sentite Salis, sono Sammy Varin e questa è la rassegna stampa. Roberto Salis non è il papà della, è tanto perché qualcuno magari gli viene in mente il suo cugino. Ecco, no, non dirmi così, dai, non c'entra niente la parentela, anzi lo stesso Roberto Salis, chitarrista, mi ha detto ho avuto tante minacce anche di morte, e no, ma mandiamo un saluto al papà certamente della Salis, europarlamentare della stavo dicendo della Lega, manca solo questo. Grazie a chi ci sta scrivendo. Io sono razzista, anticomunista, antisinistra. Bruno, benvenuto tra noi. Ma noi vi imbarchiamo tutti, il nostro è un barcone eccezionale e io capitano, sono io quello che porta avanti il barcone, tanto so che quando sbarco non mi fanno assolutamente niente. Molti anni fa un imbecille aveva scritto con la bomboletta spray Doria su uno dei leoni. Sì, in quel caso si riesce a pulire in poco tempo, ma stavolta l'hanno proprio rotto, gli hanno rotto il muso a uno dei leoni del Ponte dei Leoni di Monza e io sono incazzato nero perché
te l'ho detto, nel mio infinito razzismo sono certo che sia stato un figlio del barcone. E poi chi frequenta Monza, io adesso ci vado un po' di rado perché non ci vivo, ma ci sono stato proprio pochi giorni fa a vedere i mercatini e li vedete i giovinastri che siedono sul Ponte dei Leoni? Li vedete o non li vedete? Vedete che gente è? Se il manifesto dice che c'è del marcio, cosa propone in alternativa? I centri sociali con gli squatter? Bravo Marco da Milano. E attenzione, la proposta arriverà nei prossimi giorni quando arriveranno nuove manifestazioni. Pro-Pal, si chiamano ancora così, ma della Palestina non gliene fotte più niente, adesso è pro-Mad, pro-Maduro. Buongiorno, ma quando la smetteranno di tirarci per il culo? Quando il governo di centrodestra farà gli interessi della gente onesta come me e te? Oh, grazie, mi ha messo dentro tra la gente onesta. Quando, oltre alla digitalizzazione che fa perdere ore per un semplice permesso di parcheggio, si affianca al semplicissimo foglio da compilare che in 5 minuti ci risolve la questione? Perché in banca non posso ritirare i miei soldi? Perché adesso l'Isei dice che i Novax avevano ragione e Conte, Draghi, Speranza e Mattarella non sono in galera? Perché l'Unione Europea da settembre decide che la mia auto nuova ha un marchingegno che la blocca se vado a 55 km all'ora? Perché? Speriamo che Trump rapisca la Commissione Europea. Queste sono le meditazioni, capisci? Ascoltando Sammy Varin su Radio Libertà, poi cosa vi instillo? Giuro, sono innocente, alzo le mani. Praticamente la Commissione Europea paga una tangente ai governi corrotti per far fallire l'agricoltura. Difendiamo la democrazia. Ultimo, poi non disturbo più, soldati in strada? Scusa, se io ho i ladri in casa non chiudo la porta con 2 mandate, ma li sbatto fuori prima e poi chiudo. Ci ritorniamo, promesso, tra poco. Buongiorno Sammy, sono Alberto da Barese. Bene più militari in strada, ma ripeto già da un po' di volte che è ora di fare delle leggi affinché poi quando vengono fatte delle retate questi pesci vengano poi riportati da dove arrivano, perché sennò non ce la caviamo più. È vero che una parte della magistratura è contro, ma è anche vero che la magistratura si muove in un perimetro e il perimetro lo può fare il legislatore, però il legislatore si deve svegliare e c'è un referendum in primavera, sapremo la data tra poco. Un primo passo è votare sì a questo referendum, direi. A me piace più il termine espulsione, non remigrazione. Hai ragione, espulsione però ricorda un po' il gabinetto, hai capito? Cioè, uno va al gabinetto e fa l'espulsione. No, secondo me è un doppiamente razzismo, sembra quasi di paragonare questi immigrati. Remigrazione invece è qualcosa, poi è inedito, non lo dicevamo mai. Buongiorno, ero sicuro che i primi ministri francesi, tedeschi, inglesi, in pratica i famosi volenterosi, sono come scriveva Pirandello qua, ma mi sta deludendo molto il nostro primo ministro. Si decidesse a prendere le distanze dai volenterosi e dalla von der Leyen e faccia opposizione vera a questa masnada di incompetenti seguendo l'agenda Orban. La Meloni è bravissima, ragazzi, e secondo me da piccola sapeva ballare come non mai, era una ballerina. Balla la Meloni, un po' di chi, un po' di là, non scivola mai. No, gli facciamo i complimenti, certo. E quelli che vi sto leggendo sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659 e se avete voglia di parlare con me, poi più tardi apriremo anche le linee. Io sono in diretta anche in tarda mattinata dalle 11 a mezzogiorno e potrete chiamare il numero fisso 029294 7222. Intanto Minerpico all'interno del quotidiano Il Tempo, perché a pagina 2 ieri sera è arrivata la notizia: omicidio del capotreno, catturato il ricercato. Fermato nel bresciano Marin Jelenic, il croato di 36 anni presunto killer. Un video lo ritraeva sul luogo della tragedia, aveva precedenti e adesso il governo accelera sul nuovo pacchetto sicurezza.
Il quotidiano Il Tempo è molto democristiano, nel senso che non dice che è la Lega che rompe i coglioni, ma in realtà è roba Lega. Il governo accelera sul nuovo pacchetto sicurezza. Secondo quanto filtra dovrebbe trattarsi di un testo che introduca norme ad hoc molto rigide. Intanto la Lega rilancia, vedi lo dice, siamo pronti a portare in aula una proposta molto netta e severa su sicurezza, immigrazione, cittadinanza ed espulsioni, scandisce una nota del partito dopo l'omicidio del capotreno a Bologna. Secondo fonti di governo i provvedimenti potrebbero essere due, un decreto legge e un disegno di legge. L'obiettivo è arrivare al traguardo entro la fine del mese. Intanto Milano è come il Far West. Nordafricano accoltella un agente. Dopo l'omicidio della ragazza e il ferimento di un quindicenne che era intervenuto per difendere un amico rapinato. Signore e signori, a Milano è il Far West, scrive Filippo Impallomeni. Al centro della cronaca, ancora una volta, un cittadino nordafricano già noto alle forze dell'ordine. Abdel Malak El Mifadi Anna. Questo è il nome, ma non si poteva chiamare Mario Rossi. Volete essere italiani? E che cacchio! Questo è il nome, Abdel Malak El Mifadi Anna, della risorsa accolta, la chiama risorsa, il quotidiano Il Tempo, come dicevamo noi a Radio Padania Libera tanti anni fa, era la Boldrini che ce l'ha insegnato. Questa risorsa era accolta nel capoluogo meneghino che lunedì sera, poco dopo le 21, ha seminato il panico all'interno di un condominio della periferia nord-est prima di aggredire un poliziotto con 2 coltellate. Nonostante le richieste di posare l'arma, il 22enne egiziano si è scagliato violentemente contro l'agente, colpendolo prima al torace e poi alla scapola sinistra. Una tragedia sfiorata solamente grazie all'intervento del collega della squadra mobile, che ha in parte smorzato i colpi e fatto sì che i fendenti strappassero i tessuti della giacca d'ordinanza senza però penetrare sotto le divise. I poliziotti avrebbero tentato a lungo di mediare mentre altri volanti sopraggiungevano in supporto, ma per sedare l'animo inquieto dell'aggressore è stato inevitabile far esplodere un colpo d'arma da fuoco contro la coscia destra del malvivente. Adesso sarà che sicuramente colpa del poliziotto, certo, è minimo, cosa fanno? Si mettono a sparare, poverino. Giriamo la pagina, ma la pagina 2 del Tempo già vi fa arrabbiare, lo so, ma se vai a pagina 3 ancora di più. Il buonismo di sinistra oggi presenta un conto salato, scrive Roberto Arditi oggi sul quotidiano Il Tempo. Decenni di norme sbagliate sulla gestione dell'immigrazione. Se leggete questo articolo, ragazzi, non voterete mai più un partito che non sia la Lega. Cioè, questo è un articolo che picciu vi fa capire che solo la Lega porta avanti il fattore sicurezza e tutto ciò che ci ruota intorno. È chiaro che essendo in una coalizione avendo pochi voti, sai com'è. Giro la pagina ancora sul Tempo, si chiama dittatore, ma qualcuno lo ama, la sinistra ama il dittatore, pro Maduro in corteo contro l'ambasciata USA, ma naturalmente ce ne saranno altri. Dopo il presidio di lunedì, manifestazione con partenza dell'Esquilino, in prima fila i sindacati di base, ARCI, palestinesi, potere al popolo, certo. Al raduno marxista-leninista di Caracas c'è anche il contestatore pro Maduro. 2 giorni fa era in piazza a protestare contro 2 esuli venezuelani. Nel 2024 era ad ascoltare il dittatore, il contestatore pro Maduro che litiga, c'è anche un video in rete, che litiga con chi ha vissuto davvero il problemino che c'è da quelle parti in Venezuela, e lui voleva saperne di più di chi in Venezuela ci ha abitato davvero. Landini l'incendiario ora difende il caudillo, presidente del popolo, caudillo, il leader della CGIL, passa con disinvoltura da Stellantis al Venezuela. E signori, era da un po' che non lo sentivamo, pensavamo che non stesse bene, ma Landini è tornato,
Calenda dice il più basso livello di populismo. Gasparri dice si deve vergognare. Intanto lo sapete, ritorneranno a manifestare, a fare scioperi generali, questa volta in nome di Maduro. Ripartono le lotte di piazza dopo i propali pro Maduro e al centro sociale la lezione per resistere a Digos e PM. Signori, siamo a pagina 6 del quotidiano Il Tempo. Il 9 gennaio al CPA di Firenze un incontro con un avvocato. Tra i suggerimenti c'è come evitare le attenzioni della polizia. Che serve sempre, dici. Ritorna la paladina Propal, Ilaria Salis, ok? Con un saluto a Roberto, il padre, ma anche a quello che sta suonando la chitarra, che è un altro Roberto, è Roberto Salis, musica, cercatelo sugli store digitali, fa bella musica, appena uscito con un album e ci sta regalando questa base proprio fatta appositamente per voi, ascoltatori della rassegna stampa di Sammy Varin. Ilaria Salis si schiera in favore del consigliere comunale, sostenitore di Annun, è una campagna d'odio. L'eurodeputata di AVS difende Aledin Kaburi, colpito per aver espresso solidarietà agli arrestati. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, oggi ricchissimo. Trump detta la linea al Venezuela, no a elezioni a breve, priorità infrastrutture. E poi l'Ucraina, certo, intesa sulla forza di pace, Meloni dice non inviamo truppe italiane. E io sono sempre qui a chiedere, ma allora dove le mettiamo queste truppe? Dove le mettiamo? Ancora non si sa, ma tra poco vi leggo un'intervista che potrebbe far chiaro. Il regime del terrore, a pagina 9 del Tempo, si parla di Iran, la polizia inizia a disertare e gli USA muovono i bombardieri, ragazzi. Anche qui la domandina del Sammy Varin è: ma fa bene chi interviene a fare un lavoro sporco, anche a farci fuori un po' di terroristi? Abbiamo visto Israele che ha bombardato tempo fa l'Iran, adesso gli Stati Uniti che dicono se quelli usano violenza arriviamo noi a bombardare. Stanno succedendo cose, adesso poi puntiamo sulla Groenlandia che serve sempre un po' di ghiaccio, soprattutto quello che sta sotto il ghiaccio che ormai si è sciolto. Ma allora ha fatto bene anche la Russia a invadere l'Ucraina, perché comunque quelle zone sono zone loro, si parla russo. 34067090659, veramente sta succedendo tutto il contrario di tutto, ma la nostra astrologa professionista Deborah Bellotti, signora delle stelle, queste cose le diceva più di un anno fa. Gli ayatollah tremano, scrive Il Tempo, scontri nella capitale e nel resto del paese, finora 36 morti, nelle basi in Europa e in Medio Oriente atterrati aerei da trasporto e caccia. L'intervista a Bernard Cachet: a Teheran le donne non esistono e i gay vengono lapidati. Ma la fine del regime è arrivata. L'attivista e dissidente italo-iraniano vede la fine del tunnel. I leader occidentali devono esercitare la massima pressione. Chiaro che un conto è la massima pressione e un conto è andare lì a bombardare. Che fareste voi? È il nuovo mondo? 34067090659. A proposito di sparare, vogliono sparare alla Premier e a sinistra tutti muti? Il punto lo fa Francesco Storaci a pagina 11 del quotidiano Il Tempo. Scritte minacciose contro la Meloni sui muri in giro per l'Italia, segno del clima sempre più avvelenato che si respira. Quando i gesti di protesta sono così visibili e fanno parte della lotta politica e ideologica, è facile rischiare il punto di non ritorno. Ne parla in un paginone Francesco Storace oggi, a pagina 11 del quotidiano Il Tempo. Sì, dai, un po' di Repubblica ci vuole. Forza di pace in Ucraina è il titolo principale del quotidiano Repubblica. A Parigi siglato un accordo tra i volenterosi, Zelensky e gli USA sulle garanzie per la difesa di Kiev, un contingente multinazionale dopo il cessate il fuoco. Meloni: non manderò i nostri militari. Di spalla Groenlandia, stop dell'Unione Europea, Trump minaccia l'uso
dell'esercito. Naturalmente in centropagina i lumini a Cras Montanà e il sindaco di Cras Montanà che dichiara: dal 2020 bar mai controllato. In taglio più basso, preso l'assassino del capotreno, fermato a Desenzano dopo un giorno di fuga, il croato ricercato per l'omicidio a Bologna. All'interno del quotidiano Repubblica vi segnalo a pagina 2 accordo sull'Ucraina, truppe per la sicurezza, Groenlandia alto la UE, al vertice di Parigi garanzie da europei e americani, Starmer e Macron dicono sì ai soldati, Sanchez apre, Merz non escludo nulla, Zelensky bene l'aiuto USA sulla deterrenza. Viene intervistato poi un esperto e c'è Sir Richard Shiref, 70 anni, ex vicecomandante supremo alleato della NATO in Europa e autore del libro War with Russia. Passo in avanti, ma non basta, ci vuole una forza più efficace, quindi sono troppo pochi, quanti? 20.000 uomini, troppo pochi, ne vogliamo di più, sicuramente vuole anche i nostri italiani. Giro di nuovo la pagina, certo, tutti i giornali oggi si occupano della strage di Cras Montanà, il comune che ha ammesso non c'è stato nessun controllo al bar negli ultimi anni, il sindaco che non se n'è ancora andato, porterò un fardello a vita, ma adesso non parlate di favoritismi, ci credete voi? In un posto così esclusivo dove, non so se avete notato, non ci sono riprese del paese, delle cose lussuosissime che ci sono in questo paese, chi ci ha provato gli hanno fatto scherzi di tutti i colori, capito mi hai? Voi dite che non è girata qualche mazzetta? Non lo so io, tutto il mondo è paese, dici che la Svizzera queste cose non le fa? Beh, intanto oggi Repubblica, pagina 13, vi racconta chi sono i proprietari di questo locale ancora a piede libero. Dai guai in Corsica ai locali VIP, la misteriosa scalata dei Moretti, 3 night e uno chalet di lusso, un sistema collaudato per fare soldi. Siamo devastati ma pronti a collaborare. Se volete saperne di più chi sono questi due, con un passato mica tanto bello, soprattutto lui, prostituzione, ma aveva fatto anche un rapimento, eccetera. Oggi Repubblica ha un paginone. 100 tra medici e infermieri in lotta per i giovani feriti. Cerchiamo di rubare tempo e chiaramente oggi, signori, la speranza è proprio nella giovinezza di questi ragazzini che hanno più forza per riprendersi e tanta più voglia di vivere. La psicologa: oggi in classe ascolterò le paure dei ragazzi, un aiuto anche per i docenti. Speriamo che oggi se ne parli nelle scuole di ogni ordine e grado di questa strage, che ci sia quel minuto di silenzio, che si possa pensare a dove stiamo sbagliando nell'educazione dei nostri figli. Mi vengono in mente sempre i telefonini. È stato un bene che abbiano filmato quel fuoco, ma hanno perso secondi importanti che potevano usare per scappare. Che ne pensate? 340 6709 659 sul quotidiano Repubblica, naturalmente paginoni, intervistando ancora una volta i genitori, eccetera. Si parla anche di Iran, le piazze in tumulto, è la nostra ultima occasione, dicono, e a pagina 23, signori, qui vi voglio, Qui vi voglio, guardate cosa vi sto facendo vedere in radiovisione. Chi mi guarda, la rassegna stampa è in diretta anche su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Guardate che cosa che vi faccio vedere, signori. Tanti auguri alla Befana, sindaco di Trieste. Scusate, non riesco più a proseguire. È una cosa terribile. Sindaco di Trieste insulta la Schlein. Tanti auguri alla Befana e c'è la Schlein vestita da Befana. Anche con una faccia carina, devo dire. Cioè, non mi sembra così offensivo.
Quante di voi si sono vestite da Befana ieri? Me lo sapete dire? Penso sia normale, poi si scherza, voi siete le Befane, noi siamo i Re Magi, Dio mio, ma da quando esiste questa cosa? È normalissimo. Il post offensivo del primo cittadino di Trieste. Idem Boccia e Braga. Chieda scusa e Meloni si dissoci. Ruotolo. La città di Trieste merita di meglio. Ed eccolo qua. Il post del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Oh, non è della Lega. Non iniziate a pensare. È il fotomontaggio con il volto della Schlein è diventato subito virale. Anche a me ne sono arrivate di vignette, di filmati. Si ride, si scherza, ma mica solo sulla Schlein, su ogni politico. Vi è arrivato anche voi quello, dai, che è Natale, è nato Gesù, e allora tutti i politici intorno vestiti proprio come se fossero i tempi passati, ci sono anche i Re Magi, tutti intorno, è nato Gesù, e poi chi è Gesù? Alla faccia della Schlein, e tutti che scappano via, no? Sono cose irriverenti, lo so, però si può anche ridere ogni tanto. Questi non ridono mai. Mai. Ancora su Repubblica, certo, adesso c'è la pausa, mi fermo, ma dall'Unione Europea arrivano più fondi per l'Italia. Siamo contenti? Il sì al Mercosur vale 10 miliardi. Lettera di von der Leyen che annuncia un aumento di 45 miliardi per la PAC sulle spalle dal 2028. Da Meloni via libera all'intesa, soddisfatta, le sinistre non sono nuove risorse. Noi siamo contenti perché arrivano più soldi per gli agricoltori. La sensazione, sai qual è? È un po' quella che l'Europa quando dava soldi al sud per le arance e allora non le coglievano più neanche dalle piante le arance, perché non conveniva, tanto ci danno lo stesso i soldi. Non lo so, ho questa sensazione. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659. Sto per fermarmi, ma chiudo con Repubblica, una cosa che non ricordano gli altri quotidiani, ma chiaramente loro la buttano in cacciara contro il governo. Centrali a carbone, 70 milioni l'anno stiamo spendendo per le centrali a carbone in Italia, ma per tenerle inattive. Le strutture di Brindisi e Civitavecchia non saranno smantellate, ma utilizzate come riserva. Sui costi serve l'ok dell'Europa, che pensa ad aiuti di Stato, chiaramente, però le teniamo in quanto con i problemini che ci sono di rifornimento, gas, ma adesso andiamo tutti in Groenlandia, quali problemi? Stiamo spendendo per tenere delle centrali a carbone inattive. 340 6709 659. Scrivetemi che io torno tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Soffiano venti gelidi di tramontana, Bora e Grecale sull'Italia, condizioni di stabilità al centro-sud. Nella prima parte della giornata tempo molto instabile se non perturbato sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali con fenomeni nevosi a bassissima quota o fino al piano su Marche, Abruzzo e Molise. Soleggiata altrove, specie al nord-ovest. Nel pomeriggio fenomeni via via in attenuazione, ma ancora possibili sul medio Adriatico e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché
tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quando ritorni da me, c'è dentro il cuore una festa ed io spiegartelo no, non saprei, so che c'è. Prendi la mia mano e vola su, sopra le case, oltre le nuvole, sei già. Mai tornerei io da quassù e tu, strada del cielo, sorridimi, e la notte è proprio notte senza luce per noi di questo mondo che va piano, tu segui nell'ombra di questa vita che va e va. Trovami un senso, trovaci un senso, prendi la mia mano e vola su, sopra le case. Mai tornerei io da quassù e tu, strada del cielo, sorridimi, e la notte è solo notte senza luce per noi. Sì, tornerei da quassù come un vento senza senso, senza. Sì, tornerei da quassù. Sì,
ma è chiaro, mentre sulle altre grosse e grasse radio girano sempre le solite canzoni. Poi ora siamo in avvicinamento al Festival di Sanremo, noi puntiamo sempre sugli artisti indipendenti, sconosciuti ai più. Abbiamo ascoltato Federico Pacciotti con la sua Volo di notte. Pensate che questo pezzo è scritto dalla stessa coppia di autori di Con te partirò, quel pezzo di Bocelli che ha avuto un successo pauroso, non quando fu cantato a Sanremo, lì lo presero anche un po' in giro perché sembrava una canzone per ubriaconi, no? Questo pezzo magico dà veramente una forza interpretativa ancora più grande a Federico Pacciotti. Volo di notte, che trovate facilmente su tutti gli store digitali e su YouTube. Il buongiorno alle 8:40 ve lo porta Sammy Varin, insieme alla colazione naturalmente, con questa rassegna stampa che spazia sugli argomenti del giorno, puntando in particolare su quelli che vi conosco molto bene, sono i vostri preferiti. Grazie a Pina da Bergamo, anzi scusa, da Monza, che dice: oh cavolo, ho fatto il mio versamento annuale, il mio bonifico annuale a Radio Libertà, anche 50 euro, anche di più volendo. Beh certo, uno dice meno di una sigaretta al giorno e posso godere meglio anche senza ammalarmi. È vero? E poi adesso le sigarette sono pure aumentate, mi dicono chi fuma. Grazie Pina, grazie a chi usa anche il conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà. Quando si va in posta tutti intirizziti a pagare le ultime bollette, beh magari ci aggiungete 5-10 euro e aiutate la nostra redazione, ma ancora meglio passare dal sito radiolibertà.net. Il Parlamento europeo capeggiato dalla corrotta baronessa va raso al suolo con tutti dentro. Ma naturalmente si parla, metafore, certo sono metafore. Pacchetto sicurezza, autonomia, federalismo, cos'è? L'ennesima presa in giro del popolo bue? Oh caro Gian, io ci credo. E se tu non ci credi è chiaro che poi vai a votare la Lega Alpina Lombarda, fai quella fine e così avrai sicuramente dei risultati. Io ci credo e do forza alla Lega. Tu vedi un po'. Ho ascoltato per alcuni minuti la rassegna stampa di Radio Radicale, è tutta incentrata sulla foto postata dal sindaco di Trieste che riporta la Elli vestita da Befana. Bravo Marco, ma tra poco non l'ascolterai più perché hanno tolto i finanziamenti a Radio Radicale, noi non li abbiamo da decenni e loro senza finanziamenti dovranno vendere la loro rete FM. Qualcuno è interessato? Non c'è qualche greco che vuole comprare anche Radio? No, non vogliono più comprare niente. Traduzione del nome dell'aggressore egiziano, vedi un po' di Anna. Ciao, Silvio da Torino. C'è un nome strano, lo so, ma io mi chiamo Sammy Varin, ragazzi. Quando alle medie mi dicevano Sammy Varin, lo sveglione che fa drin drin, ti giuro, era Ravasi, che saluto, mio compagno delle medie, inventava tutte queste rime e in effetti quando mi interrogavano in matematica l'effetto era proprio quello, no? Ancora WhatsApp, avvisate Creta, a Bergamo -5 e al centro nevica e al sud piove di brutto. Sì, è vero, abbiamo visto grande maltempo e qui al nord, con la T, c'è un sole stupendo. Peccato appunto che nelle prime ore del mattino veramente si congela. Ancora su Repubblica vi segnalo solo perché a tanti fan e anche a me sta simpatico e non me ne fotte niente che sia gay. Schettini, ragazzi, siate sempre voi stessi, nessuno è sbagliato. Oggi c'è un paginone che intervista il professore di fisica Vincenzo Schettini, 48 anni, dal 10 gennaio è nuovamente a teatro, è il prof più famoso sui social che riparte con il terzo tour del suo spettacolo teatrale che trasforma la fisica in un viaggio coinvolgente, signori. Se non l'avete mai visto, su Instagram è seguitissimo. Vincenzo Schettini insegna la fisica in maniera stupenda e tutti quanti avremmo voluto avere un professore così. Ancora titoli, ancora quotidiani, chiaramente ora però, sempre passati, cioè
ho girato ovunque, adesso vado dove voglio io. Posso? Eh sì, voglio andare sul quotidiano Il Giornale. Tanto non ce la faccio a leggerli tutti come al solito, ma il quotidiano Il Giornale all'interno, prima di tutto si parla di dossieraggio, e tra un quarto d'ora avremo Alessandro Morelli in diretta e chiederemo anche a lui cos'è sta cosa. Siamo tirati in ballo da anni e anni. L'archivio dell'uomo di Report, almeno 10 milioni di file sui VIP. Fammi vedere, Francesco, fammi vedere. Il commercialista e consulente del programma Rai ha spiato politici, PM, imprenditori, fin dall'epoca di Craxi. L'appunto, qui c'è un reato, Bellavia è consulente di numerose procure, per questo ha avuto accesso a dati ad altissima sensibilità, anche intercettazioni e perquisizioni su vicende personali, e sapete che molto spesso, quasi sempre, la Lega c'è stata di mezzo. Caso in Parlamento, maxi dossieraggio, intervenga Nordio. Forza Italia interpella anche Urso per il contratto Stato Rai. Ranucci, cosa c'entro io? Ma interessare noi è il problema sicurezza. Bologna è fuori controllo. Bologna è in capolinea del killer del Capotreno, preso a Desenzano dopo 24 ore. E interessante il dossier che pubblica oggi il quotidiano Il Giornale con Giulia Sorrentino a pagina 5, gli affari rossi su poveri e migranti, tutti benvenuti col sindaco Propal. Siamo naturalmente a Bologna. Quante attività legate all'accoglienza. Dietro i principi un bel tornaconto. A Bologna la parola d'ordine è accoglienza. Il sindaco Matteo Lepore e il Campo Largo cercano di essere la nuova oasi di un progressismo che però sembra fallire giorno dopo giorno. È il caso del capotreno ucciso sabato poco dopo le 19 a soli 34 anni, rappresenta un ennesimo tassello in un quadro frastagliato. Il killer sarebbe un senza fissa dimora con precedenti penali legati soprattutto al porto di coltelli, eppure a Bologna pullulano le attività, le organizzazioni che si occupano di immigrazione e sostegno agli ultimi. Qualche esempio? La Laimomo, una cooperativa sociale attiva nei settori dell'immigrazione, della comunicazione sociale, del dialogo interculturale e dello sviluppo, e spicca in particolar modo proprio perché si è aggiudicata diversi appalti affidati dall'azienda per i servizi alla persona del Comune di Bologna, una municipalizzata di cui il Comune di Bologna è azionista al 97%. E all'interno della Laimomo lavora chi? La moglie del sindaco di Bologna Lepore, Margherita Tomau. Sempre la Laimomo ha poi ricevuto fondi anche dalla gestione gestita sempre dal PD, dalla regione gestita sempre dal PD, l'Emilia Romagna. Ha infatti ripartito e assegnato dei finanziamenti alla Laimomo di 4.200 euro annui dal 25 al 29 per un totale di 21.200 euro, perché prendeva parte al progetto Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Ma è un bel articolone oggi che vi consiglio di leggere, lo trovate sul quotidiano Il Giornale, che mi interessa soprattutto perché a pagina 6 intervista Nicola Molteni, il sottosegretario all'interno della Lega. Saranno aumentati i militari in strada, ora un giro di vite sulle baby gang. Fatto tanto per Bologna, e a Bologna danno le pipe con il crack. L'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è inaccettabile, non si può morire a 34 anni in modo così brutale e meschino. È compito del governo innalzare ancora la qualità della sicurezza nelle città. Sottosegretario Nicola Molteni, Bologna aveva già delle criticità in fatto di sicurezza. Cosa è stato fatto? Dice Molteni, su Bologna è stato fatto tanto sia in termini di assegnazione di forze di polizia, è la prima città italiana in cui abbiamo sperimentato l'applicazione delle zone rosse nelle aree più critiche. Abbiamo fatto interventi ad alto impatto e previsto nuovi presidi di legalità, ma lo Stato necessita della collaborazione delle amministrazioni locali.
e su quello che fa il Comune di Bologna è mettere a disposizione le pipette per consumare il crack. Se è questo quello che fa il Bologna, diventa più difficile. Bologna non collabora? La collaborazione con il Comune di Bologna è stata complicata nelle manifestazioni pubbliche. C'è stata una contrapposizione continua con il ministro Piantedosi. Abbiamo aumentato a 6.800 i militari dell'operazione Strade Sicure a livello nazionale a presidio di stazioni e città. E lo dico chiaramente, i militari non si toccano, anzi, semmai aumenteranno. Ce li chiedono amministrazioni di destra e di sinistra. Scusate, sta suonando il telefono. È ancora Crosetto. Digli di chiamare più tardi. Ma scusami, ma non può chiamarmi ogni mezz'ora Crosetto. No. C'è ancora una percezione di insicurezza in certe città, che scrive oggi il quotidiano Il Giornale, che intervista con Lodovica Bullian Nicola Molteni, sottosegretario all'interno della Lega. Le zone rosse hanno dato risultati importanti, quasi 1,5 milioni di persone controllate, 8.000 divieti di stazionamento e ordini di allontanamento, il 74% a carico di stranieri. Nel 2025 c'è stata una riduzione della delittuosità generale del 4%. La sicurezza è una priorità del governo anche nel 2026. Dopo il decreto sicurezza sono in arrivo nuove misure? Sentite qua. Avevamo detto che quello era un punto di partenza e non di arrivo. Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio dei Ministri il nostro DDL. Prevede la riduzione dei ricongiungimenti familiari, quello per cui tutto il welfare del vostro comune va all'immigrato, uno strumento abusato con costi e welfare a carico dello Stato e dei comuni. L'Italia è uno dei paesi in Europa che ne fa di più dei congiungimenti familiari. Vogliamo ridurre la platea dei beneficiari aumentando il reddito necessario, e poi nel DDL ci sarà una stretta sui minori stranieri non accompagnati per dare un giro di vite alle baby gang. Come? I minori stranieri non accompagnati contribuiscono al fenomeno. Vogliamo ridurre il periodo di mantenimento a carico dello Stato portandolo dai 21 ai 19 anni. Vogliamo incrementare invece i ricongiungimenti familiari al contrario, soprattutto per i minori che si macchiano di reati e criminalità, rintracciando le loro famiglie d'origine, quindi li rimandiamo a casa loro se compiono reati. Remigrazione, nessuno che dice questo termine. E poi ci sono le forze di polizia. Siete già intervenuti con la tutela legale alle forze dell'ordine? Bene, vogliamo andare oltre al contributo economico, fornendo una tutela processuale che non è uno scudo penale. Per il poliziotto che agisce nell'adempimento delle sue funzioni e usa legittimamente l'arma per difendersi, non sarà più automatica l'iscrizione sul registro indagati, il famoso atto dovuto. Lo stesso varrà per il cittadino se sarà presente una causa di giustificazione, come la legittima difesa. Non sarà più indagato automaticamente. Mi sentite? Infine, vogliamo reintrodurre la procedibilità d'ufficio per i reati di borseggio, che finora prevedevano la querela di parte. Non è male, lo aspettavamo. Continueremo nel contrasto all'immigrazione illegale, aumentando i CPR per aumentare i rimpatri dei soggetti pericolosi. E prosegue l'intervista quest'oggi assolutamente da acquistare. Il quotidiano Il Giornale, che intervista Nicola Molteni. La visita di Meloni al Niguarda, i medici, si lotta per la vita, si parla naturalmente della strage in Svizzera, e 2 truppe RAI sono state aggredite davanti al bar della tragedia. Insulti contro gli italiani, acqua gelida e minacce ai giornalisti del servizio pubblico. Inaccettabile, Non bisogna far vedere queste zone per ricchissimi dove le regole non esistono. La missione shock del sindaco di Crans, nessun controllo nel locale dal 2020, paginone anche sul quotidiano Il Giornale, che vi consiglio, ripeto, uno di quelli più potenti su questo fronte. Ma chiaramente non finisce qui la situazione. Vi posso
dare anche la prima pagina di Avvenire, che titola in modo completamente opposto, ma sappiamo dove vuole arrivare, Trentini e altri 27. Cosa vuol dire? La neopresidente Rodriguez dà via una nuova stretta con checkpoint e ulteriori arresti. Si parla, avete capito bene, di Venezuela. A Caracas, mediazione del governo e della Chiesa per i detenuti politici italiani. Trentini e altri 27. Trump, le elezioni in Venezuela non saranno immediate, ma sui tempi decido io. Questa è la prima pagina del quotidiano Avvenire. Sul Corriere, Groenlandia, stop europeo a Trump. 5 anni senza controlli, le parole shock del sindaco. Siamo devastati, non ci sottrarremo, i gestori travolti e gli affari a Cannes. Non solo locali, ma anche immobili. Oltre che su Repubblica, anche sul Corriere abbiamo una mezza paginona interessante. L'inchiesta sul disastro, pannelli, uscite, capienza, errori e negligenze, i motivi di una strage. Se volete stare male, ragazzi miei, soprattutto se avete dei figli che iniziano a frequentare i locali, la pagina del Corriere è tutta vostra. Nel disco bar a Capodanno il doppio delle presenze, e chissà qui da noi. C'è di buono, ripeto, io confido nella burocrazia, qui in Italia siamo campioni di burocrazia, per qualunque locale bisogna rispettare non so quante leggi e regole, ed è più difficile, l'hanno detto tutti, che succeda una roba del genere, poi ne sono successe comunque. E allora si parla delle fontane, le famose fontane pirotecniche piccole, che usano i bambini di 3 anni da mettere sulla torta, ragazzi, e chi l'avrebbe mai pensato? Ma certo, se le avvicini a qualcosa che prende fuoco, le fontane, i materiali, l'antincendio, la scala, i varchi, la capienza, la veranda, i controlli e insomma tutto quello che non è stato rispettato in questo locale della Svizzera lussuosa francese. Poi ci stanno anche antipatici i francesi. Giro la pagina, certo, al Niguarda, le ore decisive, pazienti gravi, ma è possibile un'evoluzione positiva e siamo tutti qua naturalmente che preghiamo, mentre noi genitori siamo perplessi perché i titolari di quel bar non sono stati arrestati. Giro la pagina, siamo ancora sul Corriere, pagina 15, si cambia completamente argomento e si intervista il fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, che tiene in mano una CPU vera mentre parla durante una conferenza stampa di Nvidia. Cosa dice? Dice che l'intelligenza artificiale prenderà in mano il volante, arriva l'auto che ragiona. Chissà perché, io non mi fido molto di questa cosa, perché finora ci sono stati solo incidenti e morti quando le hanno provate quelle auto che ragionano, però pare sia il futuro. L'amministratore delegato Huang, il colosso dei chip per l'intelligenza artificiale, un giorno ogni veicolo sarà a guida autonoma, l'intesa con Mercedes. Paginone quest'oggi, a pagina 15 del quotidiano Il Corriere, per sapere il futuro della vostra auto. Anche sul Corriere, Befana col volto di Schlein, bufera sul post del sindaco di piazza, però il Corriere non la pubblica. Il PD, volgarità di una cultura di destra, AVS, bullismo, lui replica, ho inoltrato un'immagine, non è un dramma. E Roberto di piazza ha messo la vecchia signora che viaggia su una scopa con il volto di Elly Schlein, la segretaria del PD, ma rispetto ad altre vignette con gente a testa in giù eccetera, secondo me è un mio parere. Ditemi anche il vostro scrivendo un WhatsApp al 340 6709 659. Anche sul Corriere l'omicidio e la folle fuga tra stazioni, preso il sospetto killer del capotreno, irregolare e violento, le giornate sui convogli a chiedere soldi, Jelenic era noto alla Polfer, la droga e l'alcol. Chiaramente tutti noi la pensiamo come la prima pagina del quotidiano Il Tempo e ci chiediamo perché era qui. Aurora uccisa, un altro caso, lui era in libertà?
anche se imputato per violenza. Il delitto di Milano. I PM avevano chiesto il rinvio a giudizio di Valdez. L'ira del sindaco Sala. Pagina 21 del quotidiano Il Corriere. Le mani sulla bocca per impedirle di urlare. Poi lo stupro dopo averla portata con la forza in camera da letto mentre le teneva ferme le mani. La denuncia la fa la vittima di una settimana dopo quei fatti risalenti al 15 giugno, avvenuti secondo l'accusa in un appartamento di Colonio Monzese, nell'Interland di Milano. Una ragazza nata in Perù, aveva compiuto 19 anni da poco più di un mese. Quel giorno era ubriaca come l'uomo accusato di averla violentata, Emilio Gabriel Valdez Velasco, stessa nazionalità, registrato in Italia anche come Emilio Gabriel Valdez, classe 69. A prescindere dai due alias, si tratta dello stesso uomo oggi indagato per omicidio in relazione al decesso di Aurora Livoli, la giovane della storia terribile praticamente che abbiamo sentito in queste settimane, trovata priva di vita nel cortile di un palazzo alla periferia nord-est di Milano. Parliamo sempre di persone che non dovevano essere nel nostro paese e sarà una delle domande che farò tra le primissime tra pochi minuti ad Alessandro Morelli, sottosegretario, che ci parlerà commentando le ultime notizie. Naturalmente tra queste anche quella sul Mercosur. L'Unione Europea sblocca l'intesa col Mercosur, agli agricoltori arrivano 45 miliardi. Detta così, ragazzi, è una notizia splendida. Von der Leyen, sostegno eccezionale, soddisfazione di Meloni, possibile firma il 12 gennaio. E tutti che ci chiediamo, sì, ma la fregatura dov'è? Punto di domanda. Lo scopriremo solo vivendo, ascoltando la prossima canzone indipendente. E ci abbiamo anche il saluto del cantante, ragazzi, quindi un jingle e poi vi farò ascoltare l'amico che conosciamo molto bene, anche perché è un consigliere regionale della Lega in Valle d'Aosta, ma è anche cantautore. In arrivo tra poco Simone Leon Perron. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, sono Leon e questo pezzo è dedicato a tutti quelli che amano la moto, i viaggi, i grandi spazi e soprattutto la libertà che la moto può regalare. Ciao a tutti. La sveglia suona presto, caffè al volo tutto il resto. La sigaretta in fretta si prende e poi si va. Per te è già tardi, mi sa. Il garage adesso aperto, fuori soffia forte il vento. Sulla strada per 21 è la normalità. Si sa. Il motore a piene gira e noi, sempre fieri in sella come eroi di tanto tempo fa. Uno stemma sulla sella, tu che guidi avanti a noi. La passione vera è quella, tu non la rinneghi mai. Per 1 miliardo di chilometri te ne vai, per 1 miliardo di chilometri che non ti bastano mai. Per 1 miliardo di chilometri te ne vai, per 1 miliardo di chilometri che non ti bastano mai. No, no. Profumo di benzina, poi quel brivido alla schiena, la minaccia della pioggia che nessuno scampa mai. Perché con Vintage si sa, ma è l'orgoglio che ci chiama, quello spirito di corpo, un manipolo di uomini in un mondo di viltà.
siamo in rivolta, si sa. Il motore a piene giri e noi, sempre fieri in sella come eroi di tanto tempo fa. Uno stemma sulla sella, tu che guidi avanti a noi, ma la strada è sempre quella, sempre a destra cazzo dai, per 1 miliardo di chilometri te ne vai, per 1 miliardo di chilometri che non ti bastano mai, per 1 miliardo di chilometri te ne vai, per 1 miliardo di chilometri che non ti bastano mai. Questo è il tempo d'essere soli, tu non sei più qui fra noi. Questo è il tempo di ricordi, di rancori e 1000 guai, ma il coraggio che hai mostrato sei d'esempio a tutti noi. Fra le strade senza fine corri e non ti fermi mai. Oh no. Per 1 miliardo di chilometri, 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 per 1 miliardo di chilometri. No, 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 no. Per 1 miliardo di chilometri. Roba buona, roba di qualità, lo sapete, noi cerchiamo la qualità all'interno degli artisti sconosciuti. E che tesori che vi facciamo scoprire. Grazie a chi ci sta scrivendo, complimenti. Beh, non li dovete fare a me, li dovete fare a Leon. Si fa chiamare così in arte, è Simone Perron, detto Leon, un artista vero, songwriter in italiano e francese, cantante e chitarrista tra il pop e il rock, appassionato della sua terra, la Valle d'Aosta, tanto da diventare consigliere regionale della Lega, ma soprattutto artista, cantautore. Per 1 miliardo di chilometri si intitola questo pezzo, che trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Ma certo! Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. È logico, si ritorna alla solita vita, signore e signori. 9-8 minuti primi, buongiorno anche a chi ci segue nelle repliche in altri momenti della giornata. 7 gennaio 2026, Sammy Varin, Radio Libertà, e il sottosegretario Alessandro Morelli. Buongiorno. Buongiorno a te Sammy, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buon anno, come è andato l'inizio dell'anno? Oh, senti, dal punto di vista giornalistico, terribile, cioè non abbiamo avuto un attimo di tranquillità. Per fare un sospiro sono successe solo cose orribili, Alessandro. Cose orribili, ma dobbiamo guardare chiaramente il bicchiere mezzo pieno e quindi osservare come da un lato c'è una dittatura in meno nel mondo, dall'altro stiamo guardando con positività al periodo olimpico che ci accingiamo a vivere in Italia, ma soprattutto in Lombardia e in Veneto. Insomma, cose, fatti che sono fatti storici importanti, che cambiano anche il modello di vita e di geopolitica internazionale, e dall'altra
dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che i nostri territori e le nostre comunità possano crescere sempre più. E noi lo amiamo Morelli, perché vedi, in 20 secondi ti dice che il bicchiere in fondo è mezzo pieno e bisogna ricominciare un anno facendo squadra su tante cose. E allora io ti verso ancora un po' di quello buono leggendoti quello che fa vedere il quotidiano Il Corriere a pagina 31. Una notizia bellissima messa lì da quasi tutti i quotidiani in maniera veramente strepitosamente allegra. L'Unione Europea sblocca l'intesa col Mercosur. Agli agricoltori arrivano 45 miliardi. Von der Leyen, sostegno eccezionale. Soddisfazione di Meloni. Possibile la firma il 12 gennaio. Noi ne abbiamo parlato già da più di un anno e oltre che parliamo di questo accordo che aspettava di essere firmato. Paesi del Sud America, grandi compratori di cose belle italiane nel campo della moda, ad esempio. Io non lo sapevo, ma piace moltissimo il nostro prodotto, e noi potremo ricevere da loro tante cose, soprattutto robe gnam gnam da mangiare, a prezzi molto più bassi di quanto possiamo pensare. E qui, Alessandro, a te la parola. Dove sta la fregatura? Se c'è una fregatura, perché abbiamo avuto tanta paura che ci fosse, ci hanno rincuorato moltissimo dall'Unione Europea dicendo ci saranno controlli e come, se ci saranno. Alessandro. Ma anche qua dobbiamo guardare con grande attenzione, dobbiamo focalizzare l'attenzione rispetto a quanto e quali sono gli interessi nazionali rispetto a un accordo internazionale che, sai, se c'è di mezzo lo zampino dell'Europa, tendenzialmente dobbiamo capire dove sta la fregatura. E ora noi guarderemo e osserveremo come Lega chiaramente cosa c'è nell'ambito e cosa è previsto nell'ambito di questo accordo. Attenzione, noi abbiamo già vissuto con con delle conseguenze che sono assolutamente note all'apertura senza alcuna limite, senza alcuna regola sostanzialmente, all'apertura, dicevo, ai mercati asiatici. Non solo la Cina la fa da padrona, ma dobbiamo sottolineare come tantissimi altri paesi abbiano approfittato del WTO e del sistema di completa anarchia che appunto di regole che appunto ha non alleviato le difficoltà dell'industria europea, ma anzi l'ha disintegrata sostanzialmente. Colpa dell'Europa, attenzione, su molti fronti. Pensiamo per esempio a tutto il settore dell'automotive, che è protagonista, vittima nell'ultimo periodo, ma dobbiamo sottolineare come purtroppo, a causa delle scelte che sono state compiute dall'Europa e in generale da una politica o geopolitica comandata anche dagli Stati Uniti, i mercati si siano spostati, l'industria si sia spostata totalmente verso i paesi più a est, mettiamola così, dell'Europa. E quindi se tu fai riferimento al gnam gnam, a tanti prodotti, materie prime che sicuramente possono essere utili per la nostra economia, che è un'economia, ricordiamolo, principalmente focalizzata oramai alla trasformazione più che alla produzione primaria, questo può essere sicuramente un tema di dibattito. Se invece il Mercosur significherà sostanzialmente sostituire la Cina, i paesi asiatici che non hanno mai rispettato alcuna norma sul fronte ambientale, dei diritti del lavoro, eccetera, eccetera, sostituirli con i paesi del Sud America, francamente anche no, perché finalmente stiamo riuscendo a capire che il problema non sono i dazi americani, ma è la sregolatezza dei mercati cinesi, con la quale affrontiamo i mercati cinesi. Aprire un altro fronte su questo, da questo punto di vista sostanzialmente sarebbe l'ennesimo
martellata che ci terremo sui piedi. Detto questo, chiaramente leggere che ci sono 45 miliardi per il nostro settore dell'agricoltura chiaramente è un dato positivo. Bisogna comunque approfondire l'argomento. Avete capito bene che la Lega sarà guardiana di queste cose e romperemo le balle, detto proprio nel modo più popolare Faremo il possibile. nostro. Guarda, mi dispiace dover passare spesso come leghista per quello che il rompiscatole che cerca di fare un po' il grillo parlante rispetto a quanto avviene, ma caro Sammy, anche tu conosci perfettamente, avendo oramai superato abbondantemente l'età della maturità come militante della Lega, giornalista che si occupa di informazione per una radio che chiaramente è vicina al partito, sai perfettamente quanto fin da Bossi la Lega fosse quella che segnalava, attenzionava, senza minacciare, però appunto anticipava i tempi rispetto alle minacce che arrivavano dall'est. Oggi tutti ci danno ragione, magari non ce la danno, ma di fatto sono venuti a Canossa e sono saliti sul carroccio del vincitore dicendo e chiedendo scusa a volte rispetto alle scelte fatte, per esempio appunto sul fronte dell'automotive e delle scelte europee. Insomma, mi dispiace di dover passare per rompiscatole, perché io vorrei evitare di fare il rompiscatole. Magari tutti quanti ragionassero non per i propri interessi contingenti, ma per gli interessi generali, che sono quelli che la Lega cerca di fare. Ma certo, ci siamo già passati tanti anni fa e queste cose le ricordiamo da decenni e voi ascoltatori lo sapete, voi che siete rimasti sulle nostre frequenze saltellando da una piattaforma all'altra. Adesso Radio Libertà si può ascoltare nei modi più strani e stravaganti, e però le ascoltate queste cose, le diciamo e influenziamo molto spesso il governo, restando al governo, e qui faccio questa puntualizzazione perché molti giustamente su alcuni argomenti dicono basta, ma allora armi qua, violenze di là, bisogna uscire dal governo. Ma se si esce dal governo, e molto spesso ce l'hanno indicata la strada, quella è la porta, poi non fai più niente, stai lì solo a fare bla bla bla. Senti, a proposito di governo, oggi c'è Nicola Molteni sul quotidiano Il Giornale che ci dà una buona notizia. C'è però, continua a suonare ancora adesso, sta chiamando Crosetto, gli dici per favore che ci sentiamo dopo con Crosetto, perché saranno aumentati i militari in strada, dice Nicola Molteni, che se non erro è sottosegretario all'interno ed è della Lega. Saranno aumentati i militari in strada, ora un giro di vite sulle baby gang e insomma ci sono buone notizie, è in arrivo un nuovo disegno di legge sulla sicurezza targato Lega, posso immaginare, ma che riguarderà naturalmente tutto il governo, tutto il Parlamento, anche perché abbiamo avuto cose gravissime, poi magari ne parliamo, come il disastro in Svizzera, come il nostro capo americano che fa delle cose particolari, ma gli episodi di violenza non si sono mai fermati. In centro Milano pare, speriamo, incrociamo le dita delle mani e dei piedi, che non sia successo niente, semplicemente perché in Piazza Duomo c'erano solo loro. Cioè si sono fatti la festa da solo, tra Maranza, c'erano poche migliaia di persone selezionati accuratamente e pare che abbiano fatto entrare solo loro e quindi non ci sono state violenze, ma in altre zone di Milano e non solo di Milano, razzi ad altezza Duomo, scippi, furti, accoltellamenti, cioè i Maranza hanno fatto la festa agli italiani. A Monza, in mancanza d'altro, hanno fatto la festa ai leoni del Ponte dei Leoni, ne hanno distrutto uno e io sono certo, nel mio infinito razzismo, che questi erano figli del barcone a fare un gesto del genere, perché il Ponte dei Leoni a Monza è sacro e io che ci sono nato e ci ho vissuto 30 anni, ragazzi, cioè non è pensabile. Combinazione sempre città amministrate da troppo tempo dal PD. Cosa sta succedendo, Alessandro, e soprattutto che cosa propone, ancora una volta lo diciamo, quella rompiballe di Lega? Cosa è in arrivo, Alessandro?
La nostra è una proposta anti-migranza, così viene definita, anche se chiaramente la buona ricetta è composta da un menù molto variegato. La soluzione non sarà solo, perché non esiste la bacchetta magica, questa norma, che comunque è un tassello fondamentale per risolvere alcune delle questioni che appunto ci obbligano a vivere una vita un po' particolare, un po' strana. Sammy, per chi è della nostra generazione è complicato pensare che oggi ragazzi per bene, ragazzi che non hanno grilli per la testa, ma che si vogliono divertire, vogliono passare una bella serata in compagnia, non possono andare letteralmente in alcune aree delle nostre città. E non ti dico le aree periferiche, alcune, ma è chiaro ed evidente, ci sono sempre stati problemi nelle grandi città, ma una volta si sapeva, insomma, che cosa e come evitare problemi. Oggi è impossibile pensare a come appunto evitare problemi, perché i problemi ti inseguono in centro, ti inseguono nelle aree della movida, che una volta erano sicuramente accese e briose, ma non erano assolutamente pericolose come in questo momento. Una pericolosità che appunto noi cerchiamo di combattere con questa norma, la legge anti-migranza, ma ti sottolineo come la Lega sta lavorando anche per delle proposte di legge che vadano a riformare persino tutto il tema dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, perché se la battaglia della Lega è stata una battaglia vittoriosa sul fronte della chiusura dei porti, oggi la legge dice che si possono chiudere i porti. La testimonianza è il fatto che il nostro segretario Matteo Salvini è stato dichiarato innocente per aver fatto il suo dovere, peraltro per un processo totalmente politico di cui è stato vittima per 5 anni. Dall'altra parte dobbiamo sottolineare quindi che dobbiamo bloccare i porti, quindi l'afflusso di nuovi immigrati clandestini. Dall'altra parte dobbiamo anche verificare se le persone che sono qui con un permesso di soggiorno realmente stanno facendo un percorso di integrazione o stanno ciabattando in giro per i nostri territori, in attesa che qualcosa avvenga. Da un lato avvenga positivamente, e questo lo speriamo tutti, semplicemente perché almeno non rompono le balle al prossimo, oppure avvenga perché grazie alla bontà degli italiani e delle nostre comunità queste persone riescono ad approfittare a tanti benefit coi quali riescono a sbarcare il lunario, a volte addirittura a mantenere un'intera famiglia. Quindi se queste sono le presunte risorse che la sinistra ci ha affibbiato, quelli che dovrebbero pagarci la pensione e che in realtà ci costano e basta, francamente su questo possiamo anche parlarne e dire anche no. Avete capito? In poche parole, uno dei buoni propositi della Lega per questo nuovo anno 2026 è quello di essere sempre più rompiscatole su alcuni argomenti all'interno del governo, e quindi accogliere, cari ascoltatori, quelli che sono i vostri suggerimenti, le vostre proteste, ancora una volta diventeranno proposte all'interno del governo. È l'importanza di questa radio che fa da collettore quotidiano verso la, speriamo, ne siamo certi, buona politica, e dall'altra parte il fatto di restarci al governo portando avanti idee sempre molto speciali, le nostre, quelle della Lega. Senti, una buona notizia, siamo ormai a poco più di un mese, ormai è conto la rovescia, cominciano le Olimpiadi, cominciano anche, non si può fare sempre soltanto i fatti del Fatto Quotidiano, che ancora una volta vuole sputtanare ciò che si sta facendo vedere oggi dall'alto, quello che è Cortina. Guarda, te la faccio qua vedere, guarda, Cortina è medaglia d'oro dello scempio, scrive il Fatto Quotidiano, mettendo le foto aeree del disastro per 17 giorni di Olimpiadi. Invece vedo anche che per fortuna su altri giornali e altri canali TV l'entusiasmo è forte. Conto la rovescia per le Olimpiadi, ma soprattutto è il caso di rispondere al Fatto Quotidiano. C'hai voglia? Ma certo, io rispondo sempre anche a chi critica in maniera ideologica.
Allora, è chiaro che durante un cantiere, se tu fai una foto di un cantiere, trovi dei lavori. E mi sembra, guarda, abbastanza lapalissiano. Io sono sconcertato non tanto del fatto che il giornale, il Fatto Quotidiano, voglia ideologicamente puntare contro a una iniziativa come quella olimpica che porterà maggiore risultato economico, sociale per i nostri territori e per le nostre comunità. Vabbè, loro lo fanno per partito preso, ne prendo atto, me ne faccio una ragione. Non possiamo certo convincere il 100% delle persone, mi dispiace che si prenda come presupposto ideologico uno spunto che dovrebbe essere uno spunto di crescita generale, quello delle Olimpiadi invernali. Detto questo, sono sconcertato, dicevo, non tanto della posizione del Fatto Quotidiano, di cui francamente mi interessa poco, ma del fatto che qualche suo lettore possa veramente abboccare a questa tesi, qualche persona in buona fede possa veramente abboccare a questa tesi, che è una tesi ridicola, non ho altri termini, me ne sfuggirebbe qualcuno di offensivo se ne cercassi altri, per una semplice ragione, e da quella da cui sono partito. È evidente che rispetto a un bosco che era cresciuto in maniera selvaggia negli ultimi 20 anni di abbandono di un catafalco di cemento, che era la vecchia pista di bob, abbandonata da decenni, costruita nel 1956 per le allora Olimpiadi invernali, e rispetto a quella foto e a un periodo nel quale c'è un cantiere di una nuova pista di bob che è lunga 1,8 km, che chiaramente ha la necessità di avere un'area di cantiere molto importante, la foto evidentemente è in quel frangente, è la foto che fa vedere un'area di cantiere senza l'erba e gli alberi abbattuti. Ma dobbiamo sottolineare che a opera finita, e cioè a luglio di quest'anno, tutta quell'area sarà non solo reinverdita, non solo rinaturizzata, ci saranno 10.000 nuove piantumazioni, gran parte della pista è addirittura ipogea, quindi è sottoterra. È chiaro che per fare il buco sottoterra in qualche maniera devi sbancare e devi costruire, altrimenti il buco sottoterra non lo fai. Mi sembra abbastanza evidente. Ora va bene, noi con pazienza spieghiamo a tutti, sottolineiamo che, visto che mi è stata detta anche questa come appunto di critica, ma le Olimpiadi sono a febbraio, perché avete annunciato la chiusura dei lavori della pista di bob a luglio? È esattamente questa la linea, è esattamente identica. Per le Olimpiadi serve una pista di bob che sia utile, proficua, sicura, veloce per gli atleti del bob, ai quali io vi posso assicurare non interessa molto se ci sono le margherite o le rondini intorno alla pista di bob. Giustamente, legittimamente, gli atleti internazionali del bob vogliono scendere in una pista che sia veloce, efficiente, sicura, di grande qualità. Punto. Per quanto riguarda il completamento di tutta l'opera, che poi sarà resa disponibile al pubblico e non solo agli atleti che vogliono sfrecciare a 150 all'ora per poter non solo visionare quest'opera, ma anche per poterla usufruire. Sottolineo e ribadisco che sarà aperta al pubblico, ci saranno delle discese, chiaramente non di livello olimpico, ma delle discese messe a disposizione di famiglie, bambini, persone curiosi. Per quello appunto è prevista la chiusura di tutti i lavori di rimboschimento, di rinverdimento, di rinaturizzazione entro luglio. Perché? E l'ho sottolineato ai colleghi di La 7 che appunto criticavano anche questo spunto, che è complicato seminare le erbette e sperare che cresca a dicembre, gennaio e febbraio. È più probabile tendenzialmente, questo mi sembra che è la natura a dirlo, non è Morelli né Varin, che l'erbetta dovrà essere piantumata tra marzo e aprile, perché poi possa crescere rigogliosa entro questo luglio, quando l'opera sarà definitivamente chiusa.
Ma tanto non avranno capito quelli del Fatto Quotidiano, ma abbiamo cercato giustamente Ma di... non è che non lo capiscono, Sammy, perché spiegata così mi sembra abbastanza lapalissiano. È evidente che c'è una finalità di critica che non è una critica oggettiva o costruttiva, che vuole per forza dar contro a Morelli, Zaia, Fontana, Giorgetti e Salvini, che sono stati quindi alla Lega, che sono gli uomini che hanno voluto e costruito e realizzato le Olimpiadi invernali 2026, e va bene, cioè ne prendiamo atto. Ribadisco, mi dispiace se qualcuno in buona fede casca e abbocca quest'amo veramente che ha un'esca fetida. Certo, e per fortuna ci siamo noi di Radio Libertà che cerchiamo di spiegare. Poi, come dico sempre, la verità sta nel mezzo. Non prendete per oro colato quello che diciamo, ma diciamo cose che troppo spesso gli altri non hanno il coraggio di dire. Alessandro, l'ultimo minuto lo dobbiamo per forza dedicare a quello che è avvenuto a Cras Montanà. Lì potevano esserci anche i nostri figli. Cominciano a essere grandicelli, tra qualche anno i miei hanno già cominciato a 14 anni ad andare nei locali. Ti assicuro, la sensazione pazzesca quando accompagno mia figlia Tabata in discoteca è stranissimo, e soprattutto quando la vado a prendere sembra di essere all'uscita da scuola. Ci sono decine di auto con tutti i genitori che attendono che il proprio figlio o la propria figlia esca dal locale, dalla discoteca. Sono le primissime volte, così come per questi ragazzini era forse la prima volta che entravano in un locale per festeggiare l'ultimo dell'anno a Cras Montanà. Nel nostro paese una cosa del genere, si dice, non potrebbe mai avvenire, e forse qui dobbiamo ringraziare la burocrazia che ti riempie di leggi, leggine, leggione prima di fare qualunque cosa, mamma mia. Però anche la Svizzera, signori, è crollato il mito della Svizzera, Alessandro. Certamente l'inefficienza, in questo caso, almeno da quello che leggiamo sui giornali, e l'inefficacia dei controlli l'ha guidato, insomma l'ha fatta da padrona. È evidente che deve cambiare anche il modello con il quale si effettuano questi festeggiamenti, di fronte a la volontà, la giusta, a volte anche la necessità di voler festeggiare e passare dei momenti di spensieratezza, soprattutto a quell'età. Tutto deve essere compiuto comunque in situazioni di totale sicurezza. Purtroppo leggevo sui giornali anche alcuni esperti o addirittura proprietari di locali che hanno cambiato il loro modello, non utilizzano più quei sistemi per quelle candele che appunto probabilmente hanno causato questa tragedia. Chiaramente il rischio zero non può esistere, ma va al massimo ricercata la riduzione del danno e del rischio. Purtroppo in questo caso chiaramente non possiamo che essere vicini alle famiglie dei ragazzi deceduti. Minimo, e pregare soprattutto per quelli che stanno combattendo qui a pochi passi dalla nostra radio, l'ospedale Niguarda. Grazie al sottosegretario Alessandro Morelli. Buona settimana e ancora buon anno. Ciao. Buon anno. Avete ascoltato